Fabrizio, ben ritrovato, siamo qua ad Adria per il nostro bello spezzettino. Sì. Allora, buono. Rubrica ormai notissima. Notissima anche per merito tuo, perché sei il No, personaggio. ma sei tu che hai avuto l'idea adesso. Vabbè, adesso ci stiamo celebrando. Sai di cosa parliamo subito così al volo? Subito dimmi. Tribunale di Rovigo, lo vogliono spostare, secondo me è una buona idea, secondo te è una cattiveria per il comune? Sì, rischia di diventare più che una cattiveria. Il Presidente del Tribunale ha uno spazio, si rende conto che è spazio molto piccolo e ha fatto un paio di proposte per lo spostamento verso l'esterno della città. È un danno enorme per il centro. Il centro già depauperato dalla crisi economica, negozi chiusi. Cioè, onestamente nel centro tutta l'attività economica da sempre, anche degli avvocati, relazionali, culturali, sono lì vicino. Tra l'altro è successa una cosa che va incontro a questo: la chiusura delle carceri ha creato uno spazio enorme, quindi basta. Il mio suggerimento è: il sindaco va a Roma, va dal Ministero, va dalla direzione generale del Ministero di Giustizia e concorda un passaggio anche alle risorse economiche, perché Rovigo, che è una piccola capitale, la capitale sud della nostra regione, con tutti i servizi di tutto il sud del Veneto concentrati, Este, Monselice, tutti a Rovigo, siamo una piccola capitale giudiziaria. Addirittura il comune di Nogara è interessato a Rovigo. Però la contestazione, che quando ti dicevo secondo me sarebbe giusto spostarlo, il problema dei parcheggi. Ce ne sono pochi. È vero che hanno liberato lo spazio ex stazione delle Corriere, però prima di tutto costa. In seconda battuta il tribunale si sa quando si entra, non si sa quando si esce, quindi magari fai un abbonamento di 3 ore, devi allungarti anche nel pomeriggio e ti trovi una multa. Questo è un problema che hanno tutti i tribunali. La tua idea è molto buona, si tratta di fare questo. Ce la spieghiamo. L'idea sarebbe di chi viene chiamato dal tribunale può esporre un cartello, qualcosa, un foglio dove io sono al tribunale e sono esonerato da pagare il pedaggio. Bisogna che ci sia un accordo fra l'amministrazione comunale e il tribunale. Se avviene questo accordo con una documentazione idonea, però il problema del parcheggio, sai, non bisogna essere pigri, ci sono 5 minuti a piedi da un grande parcheggio e è un vecchio centro storico, non si possono creare le condizioni. Secondo me comunque già doverlo pagare e avere sempre la spada di Damocle del controllore che ti viene a fare la multa se anche in ritardi, e questo qua succede sia ad Adria, visto che siamo ad Adria, dappertutto, succede dappertutto. Qua ti massacrano. Però una cosa, l'idea dello spostamento verso l'esterno ha dei vantaggi e degli svantaggi. Da cittadino di Rovigo mi permetto di dire che sono più gli svantaggi per ciò che riguarda la città. Spostandolo, certo. Questa qua lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. Se dopo, adesso beviamo lo spritz, domani ci troviamo. Tra l'altro abbiamo la fortuna di avere uno scampolo di estate. Sì, verissimo. Per fortuna, e domani parliamo di Adria, visto che siamo ad Adria. Benissimo, ottimo. Domani parliamo di Adria. Arrivederci, buona giornata.